Ciao a tutti i ragazzi dello staff del Salotto di Mao, è bellissimo ed è un grande piacere ritornare qui per appunto la presentazione del nostro terzo album, Kronos. Il piacere, come dire, è tutto mio, quindi parlavi di questa cosa che è già, quindi il rapporto tra l'uomo e il suo tempo, una cosa del genere, no? Esatto, Ma esatto. il suo tempo nel senso di come dire, spirito Zeitgeist, adesso così tiro fuori anche una parola un po', cioè nel spirito dei tempi o il tempo insomma, di suo che passa, l'età? Diciamo che è un mix di entrambi. Questo album chiude una trilogia che abbiamo iniziato col nostro primo album Illusioni Ottiche e proseguito con Mantra, il secondo uscito 3 anni fa. E diciamo che è una riflessione dedicata all'uomo in quanto tale, a noi stessi, alla nostra contemporaneità, che si chiude per l'appunto con questa risposta che per i primi due dischi si interlacciava e si diciamo dipanava tra brano e brano e che quindi trova nella fuga dal tempo una risposta rispetto a quelle che sono le contraddizioni e le complessità che la società contemporanea occidentale ci fa vivere ogni giorno. Ecco, però mi devi dire chi di voi fa filosofia all'università, perché a questo punto c'è lo zampino di qualcuno. Diciamo che abbiamo varie teste, diciamo. Anche il nome stesso, Antinomia, è nato in realtà proprio in una di queste divagazioni giuridico-filosofiche, diciamo. Esatto, giuridico-filosofiche. E quindi i traumi dell'università si sono fatti sentire e hanno lasciato il segno, diciamo. Bene, allora ascoltiamo un altro di questi segni che lascerete voi come Antinomia. Ciao Torino, allora scaldiamo un po' la serata. Questo pezzo è dedicato a tutti gli amici qui presenti. Si intitola Il Sognatore. Attento a cosa fai, il mondo in bilico, non puoi fallire, e tu pretendilo, e non illuderti, non puoi dir sempre no. E se vuoi vivere, non chiedere, conquistalo. Non l'hai avvertito, sai, è il tuo miracolo. È nel tuo cuore, è vivo, non nasconderlo. Non ti abbassare, sai che volar tu puoi. Riprendi il volo e adesso urla quel che sei. Vedi un'altra realtà, vedi un'altra realtà. Vedo un'altra realtà, vedo un'altra realtà, vedo un'altra realtà, vedo un'altra realtà. E non ti sbaglierai, buio è l'ostacolo, perché tu già lo sai, dipingerlo si può. Scala il tuo cielo e abbraccia il vento. Se tutto scorre tu ricorda niente è perso. Ciò che tu vuoi sarai e non rimpiangerlo. Trattieni il fiato e combatti fino all'ultimo. Non ti abbassare, dai vita ai sogni tuoi. Riprendi il volo e adesso non fermarti. Forza Torino, Lab, Salotto di Mao, un po' di ritmo con noi, così. Bravissimi. Perfetto. Questo pezzo è per i sognatori come tutti noi. 1, 2, 3, 4. Vedo un'altra realtà,
Io vedo un'altra realtà, 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 più forte, vedo un'altra realtà, vedo un'altra realtà, vedo un'altra realtà, io vedo un'altra realtà, tu vedi un'altra realtà, lui vede un'altra realtà, io vedo un'altra. Grazie. Grazie ragazzi, davvero. Ci sono degli amici qui presenti in sala e altri che stiamo conoscendo oggi. Alcuni addirittura venuti da quel di Firenze che salutiamo e quindi sono molto contento di ritrovare tanti amici che ci seguono spesso e per l'appunto nuovi che conosceremo. Io sono meno contento di quel cavolo lì che non funziona bene, però fa parte diciamo, del live. Senti, è una cosa bella, quindi anche avere la possibilità quando comunque pubblicate il disco di ritrovare tutta una serie di, chiamiamole a questo punto amici più che fan, nel senso che sono poi persone con le quali credo che il bello poi di poter vivere anche la musica in una dimensione un po' più, come dire, orizzontale, insomma, Esatto. ti permette poi di avere, come dire, un rapporto diverso anche con chi ti viene a sentire. Avete avuto, è nata qualche amicizia, qualche amore da questo tipo di diciamo, relation? Senza indagare troppo, diciamo, però... Beh, confermo confermi. Quindi, che la musica sicuramente è il nascere di tutta la migliore magia che può crearsi, diciamo, da questa passione. Bene, quindi... bene, quindi voi siete riusciti a tirare fuori da questi studi di filosofia, di legge e quant'altro, alla fine delle canzoni, e con queste canzoni ci siamo anche, abbiamo conosciuto anche persone, diciamo, fuori dall'ambito universitario. Esatto. E il nuovo disco per l'appunto parla, diciamo, dentro il nuovo disco c'è anche parte di questo percorso, quindi viene narrato all'interno di questo racconto che per l'appunto vede l'uomo al centro di questa narrazione, quindi le influenze che la musica, diciamo, ci ha trasmesso in questi anni. Quindi questo è un disco umanista? Di fatto sì, chiaro. Di per sé è una trilogia umanista, di per sé, una trilogia di 3 dischi, il cui primo è Illusioni Ottiche, il secondo è Mantra, uscito 2 anni fa, e il terzo è questo, chiamato Kronos. La trilogia dedicata all'uomo, in cui il primo disco ricorda un po', diciamo, gli schemi sociali in cui l'uomo è incatenato, dalla quale cerca di liberarsi. Il secondo disco è molto più intimista e quindi narra un po' il percorso personale nella ricerca di se stesso, mentre il terzo è la tra virgolette, conclusione di questo percorso in cui l'uomo sceglie, da una parte un po' rassegnato, da una parte un po' più consapevole di se stesso, di cercare una fuga in un tempo indefinito, che è appunto Kronos, storia di un uomo in fuga dal suo tempo. E poi il quarto come sarà? È un'altra saga? Il quarto partiamo No, o con una seconda trilogia, vabbè, no, basta o ci sapere. fermiamo come qua. Guerre visto che Stellari. tenevo- Esatto, oppure- basta non essere acquistati dalla Disney perché sennò non la finiremo no, più. infatti quanto le possibilità Io ci... ve lo auguro, anzi qualora foste così ricordatevi si spera di continuare, noi, soprattutto- ricordatevi di noi perché... Va bene, allora adesso a parte queste nostre divagazioni continuiamo, immagino, a conoscere questo album nuovissimo, Kronos, con un brano dove ti vede anche al flauto traverso. Esatto. Lo dico per chi ci ascoltasse soltanto in radio, attenzione, sta arrivando il flauto traverso. Esatto. E Ottimo questo è un l'avviso. pezzo importante per noi perché è il primo singolo del nuovo album Kronos, che tra l'altro per i ragazzi in sala che dovessero incuriosirsi è presente, abbiamo la possibilità di vendere questa sera al nostro banchetto del merchandising, e si intitola Exit, primo singolo del nuovo album. Perfetto, antinomia qui al Salotto di Mao. Ti parlerò di un mondo che non c'è più, di un tossico orizzonte di schiavitù, vento di terra in fiamme attorno a noi, fuochi nel cielo spento ardon da est. Per
sì nel triste pianto li troverai, deserto di cemento cadono gli dei e svanirò, non mi volterò mai, inseguirò l'eco degli eroi e sfiderò il baratro, poi dal profondo risorgerò nel suo segreto pallido tramonto. La ruggine e il rimpianto dei giorni miei, amaro scorre il sangue, lo capirai, in fuga dal mio tempo i pensieri tuoi, e svanirò, non mi volterò mai, difenderò l'eco degli eroi e sfiderò il baratro, poi dal profondo risorgerò nel suo segreto pallido tramonto. Grazie mille. E questa era Exit. Grazie.